Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, un piatto ricchissimo anche oggi per quanto riguarda le notizie che arrivano da tutte le nostre province, cronaca nera purtroppo. Cominciamo dal titolare di un bar che è finito a Padova nei guai per violenza sessuale. La vittima sarebbe una ragazza di 20 anni dipendente di un altro bar delle piazze. Vediamo. Una fine di serata che si è trasformata in una violenza sessuale consumata nel retro di un bancone di un bar delle piazze del centro di Padova. Il 40enne titolare del locale avrebbe molestato una giovane barista di 25 anni che lavora in un altro bar del centro storico della città. I fatti risalgono ai primi giorni di gennaio. La ragazza a fine turno insieme a due amici va a bere qualcosa nel locale delle piazze. Il titolare, a luna di notte, abbassa le serrande e il gruppo continua a chiacchierare e a bere insieme. La serata sembra scorrere tranquilla, ma il barista tenta un approccio, cerca di baciare la 25enne che lo respinge davanti a tutti gli amici. Poi l'uomo, con una scusa, la tira dietro al bancone e qui invece la tocca ripetutamente nelle parti intime. La ragazza scappa, torna dagli amici ed esce dal locale sotto shock. Solo dopo un paio di giorni, dopo aver parlato con i familiari di quanto è accaduto, decide di rivolgersi alla polizia. Davanti ai poliziotti della squadra mobile di Padova ripercorre passo passo quanto accaduto quella notte di gennaio all'interno del bar delle piazze. La sua versione viene confermata anche dai due amici presenti. Il barista 40enne è stato così indagato dalla procura di Padova per violenza sessuale. L'uomo non ha precedenti penali ma rischia il rinvio a giudizio. Andiamo a Vicenza, dove è stata sgominata una banda di minorenni che rapinava dei giovanissimi e quindi ci sono state 8 denunce. Ci colleghiamo a Vicenza con Luisa Bertini. Sì, buongiorno, siamo in compagnia del colonnello Giuseppe Moscati, comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, perché oggi è stata portata a termine una delicatissima operazione che ha coinvolto dei minori. Una baby gang, come siete arrivati a loro, a questi 8 ragazzi? Nelle immediatezze della rapina che è stata commessa il 20 gennaio si sono sviluppate le indagini dei Carabinieri di Vicenza, iniziate dalla raccolta delle immagini degli impianti di videosorveglianza per arrivare all'individuazione delle persone che riteniamo responsabili. A questo si è associato anche un'analisi del web, dei social network, per capire anche le abitudini di questi gruppi di ragazzi che nel fine settimana comunque frequentano il centro. Avete trovato anche nelle perquisizioni dei coltelli, degli spray urticanti, erano abitué un po' a queste... Abbiamo raccolto tutti gli elementi, insomma, che ci fanno ritenere che questi ragazzi, insomma, siano responsabili. È chiaro che a prescindere dai risultati operativi, in questo caso, vista la delicatezza dell'argomento, va comunque fatta una riflessione più in generale, nel senso di rispolverare quelli che sono i valori importanti per la formazione dei futuri cittadini, il futuro del nostro paese. Mi riferisco alla famiglia, all'importanza della scuola, di tutti quegli enti che contribuiscono alla formazione di questi giovani. Ecco, voi a proposito fate anche diversi, incontri formativi. È proprio in quest'ottica che l'Arma dei Carabinieri da anni su scala nazionale promuove delle iniziative all'interno delle scuole, con visite anche delle caserme, un progetto di cosiddetta cultura della legalità. Quindi la finalità è sempre la stessa, ovvero quello di creare i futuri cittadini un senso civico, di rispetto, di inclusione soprattutto. Ecco, io ringrazio il colonnello Moscati, linea a voi a studio. Grazie a Luisa Bertini da Vicenza. L'esempio dovrebbe venire dall'alto, soprattutto riguardo ai giovani, e secondo i vertici del partito Fratelli d'Italia e della Regione non avrebbe dato un buon esempio Gio Formaggio imbracciando un'arma. Gio Formaggio ha chiesto scusa praticamente per aver postato su Facebook la foto che vedremo tra poco. Vediamo. Gio Formaggio, l'uomo con un'arma in mano,
Lui è lui, non c'è dubbio che è lui, ma lo showman della politica veneta non è la prima volta che fa discutere. Provocatorio, a volte irriverente, ma sempre diretto. E in questo caso non fa eccezione. Lo scatto arriva dalla Fiera della Caccia di Verona, ma da che parte stia Gio Formaggio non è una novità. Ho contribuito a creare il poligono più grande del Veneto, ho contribuito a creare altre manifestazioni e insomma si sa da che parte sta Gio Formaggio. Gio Formaggio dice la sua e lo fa anche in diretta col direttore Luigi Bacialli, dove fa notare che non era in fiera a Verona in rappresentanza della regione in veste ufficiale e che nella foto viene ritratto con un amico. La persona che è vicino a me è Luca Munaretto, che è il proprietario del poligono di Albettone, che è anche sviluppatore di armi in beretta. In effetti nella foto c'è il proprietario del poligono più grande del Veneto, quello di Albettone, il paese di Gio Formaggio, il consigliere regionale che ha sempre partecipato alla Fiera della Caccia e che è sempre stato vicino al mondo delle armi. Il mio lavoro fuori dalla politica, vendo acciaio per la costruzione delle armi. Quindi ho fatto il militare e sa che incarico avevo. Ero aiuto artificiere con le bombe e armiere. Quindi le armi ce le ho, quindi le possiedo, so come usarle, massima attenzione, ma e dopo mi hanno dipinto come il mostro di Milwaukee. No, non è così, perché io non voglio che l'Italia diventi come gli Stati Uniti, dove un bambino può andare e si compra, un ragazzo va là e si compra una pistola o fa qualcos'altro. È giusta la legge che c'è in Italia, che chiunque ha problemi con la giustizia, ha problemi di mente, ha problemi di qualsiasi tipo, non può possedere un'arma. Un'arma non è per tutti, ma Gio Formaggio non demonizza le armi, anzi sostiene che al contrario vanno conosciute. E la cosa più pericolosa è un'arma in mano a uno che non la conosce. Fatto sta che Gio Formaggio ancora una volta divide e la sua foto scatena una bufera con la sinistra che insorge. Lì che le minoranze si attacchino in una maniera così, allora, uno, non ci sono problemi di legalità. Due, come ho detto agli amici oggi, capisco che avreste preferito il bacio tra Fedez e l'altro cantante, però ero alla Fiera delle Armi e viva Dio, ci sono le armi. E questo era Gio Formaggio nell'edizione del Focus TG di ieri. Ovviamente poi ci sono stati sviluppi, reazioni e polemiche ancora da parte del centro-sinistra. Adesso andiamo a Cadoneghe, nel Padovano, perché non si può morire a 21 anni per una buca sulla strada. È successo ed è spuntato solo dopo l'incidente un cartello che segnalava il pericolo. Ci colleghiamo con Chiara Gaiani. Buongiorno, ci troviamo davanti al municipio di Cadoneghe con il sindaco Marco Schiesaro, che è anche consigliere delegato alla viabilità della provincia di Padova. La situazione della strada regionale 308 del Santo, non solo per la tragica morte del giovane Sanginiti, è una situazione che come sindaci di tutta l'asta della statale, della regionale, avete ben presente. È una situazione che va assolutamente presa in considerazione anche in modo urgente. Sì, quello che ha detto è corretto, è un problema rilevante, è un problema direi anche annoso, nel senso che la strada, tutti i sindaci e anche la gente proprio sostiene essere nata già vecchia e con il passare del tempo sta diventando sostanzialmente inefficiente per quanto riguarda non solo il suo utilizzo ma anche proprio la sua funzione. Mano a mano che passa il tempo si deteriora sempre di più e il traffico aumenta, si parla dai 25 ai 35 mila veicoli giorno, senza contare naturalmente l'incidenza di mezzi pesanti. Quindi tutti i sindaci ma anche e soprattutto la gente che costeggia la 308, che vi abitano i comuni rivieraschi, chiedono un intervento direi sollecito da parte degli organi competenti. Ecco, adesso è comparso questo cartello che avvisa della pericolosità della presenza di buche sull'asfalto. Lei come sindaco è intervenuto in modo diretto sulla regionale 308 tappando alcune buche sul manto stradale.
Ma noi io sono qui e sono sindaco dal 2019, ad agosto ho preso in mano la questione, abbiamo siglato una convenzione con Veneto Strade per la distribuzione dei proventi del codice della strada, quindi tutte le sanzioni che noi rileviamo in termini di alta velocità vengono poi riversate sul territorio in termini di maggiore sicurezza. Che cosa dice questo protocollo? È un protocollo molto chiaro che dice il 70% dei proventi vanno al comune di Cadone e il 30% vanno a Veneto Strade. Si parla di 400.000 euro complessivi che noi abbiamo ridistribuito, però li abbiamo sostanzialmente reinvestiti sul tratto di Cadone, che sono quasi 2 chilometri di strada, 2 carreggiate. Non abbiamo rattoppato, in verità abbiamo proprio asfaltato, abbiamo raschiato il terreno di circa 3 centimetri e poi abbiamo effettuato una nuova asfaltatura con segnaletica verticale e orizzontale nuova, non solo, nuovi guardrail e anche i fonoassorbenti. Poi c'è l'altro tema che sono i giunti sono delle sezioni che tengono legate le strade, soprattutto nelle sopraelevate, e anche lì siamo intervenuti e interveniamo, devo dire, una volta all'anno perché si deteriorano molto rapidamente. Perché questo? Perché il traffico è talmente tanto che ormai la strada va completamente rigenerata. Io oserei dire addirittura ripensata con un raddoppio. Ecco, ed è proprio questo il tema. La provincia di Padova, ricordiamo, a dicembre ha inaugurato il nuovo ponte sul Brenta a Curtarolo, si parla di Valsugana, quindi anche quello è sicuramente un nodo critico. La statale della SR 308 del Santo che collega che collega verso nord, quindi verso la provincia di Treviso, che è il collegamento principale da Padova alla Pedemontana, va assolutamente ripensata. Ma è fondamentale se noi vogliamo il Veneto e la provincia di Padova e tutte le province venete essere in grado di innanzitutto sostenere lo sviluppo che stiamo assistendo, ma anche dare sicurezza ai territori e una viabilità al passo coi tempi e moderna. Noi dobbiamo investire su queste due direttrici. Lei ha detto bene, la 308 collega, oserei dire, il casello autostradale della A4 e il nuovo ospedale con la sezione nord e quindi la nuova pedemontana, che i nuovi studi hanno rilevato non togliere traffico, semmai aggiungerne. Tra 2 anni nascerà il nuovo cantiere, il nuovo ospedale, però prima che il nuovo ospedale nasca ci sarà traffico pesante perché bisogna anche costruirlo. E se noi vogliamo che questa direttrice stradale continui a funzionare, dobbiamo già immaginare un raddoppio, altrimenti guardate che con il nuovo ospedale, con il raddoppio della A4, perché nella A4 noi anche come provincia insieme alla regione e autostrade stiamo lavorando alla 4ª corsia, quindi avete capito quali sono gli interventi che stiamo ragionando. La 308 non può rimanere una strada, diciamo, di terzo ordine ad una mentalità degli anni '80. Assolutamente, è un appello quindi quello che parte da Cadone, che è indirizzato alla Regione e poi ovviamente al Governo. Ringraziamo Marco Schiesaro, che ricordiamo è il sindaco e anche consigliere delegato alla provincia per la viabilità. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto e da Cadone che restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gagliani, al sindaco di Cadone Schiesaro. Adesso andiamo a Venezia, dove è in corso una conferenza stampa dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin sul problema delle liste d'attesa. Vediamo in diretta cosa sta dicendo l'assessore Lanzarin. Finanziamento nazionale, voi sapete che il livello nazionale ha stanziato altri 500 milioni per tutte le regioni, quindi occhio e croce, a noi spetteranno, insomma, se la quantificazione è sempre la stessa, altri 40 milioni in cui metteremo in campo un altro piano per aggredire quelle che sono oggi le liste d'attesa che sono rimaste e che si stanno accumulando, e andremo anche a operare in parallelo rispetto all'appropriatezza delle prescrizioni e quindi a quella che è poi il range che vede oggi sicuramente un aumento da parte dei prescrittori. Io ho cercato di darvi i numeri complessivi, lascerei adesso scorrere e spiegare dalla dottoressa Briani, che è la dottoressa appunto dell'area programmazione sociosanitaria regionale
che compete al dottor Pilerci, insomma, che è il dirigente di quest'area. La dottoressa Briani invece si occupa proprio del monitoraggio, del recupero delle liste d'attesa e di tutta la parte ospedaliera, e ha curato e continua a curare e monitorare proprio settimanalmente, vorrei dire se non mensilmente, quella che sono oggi i dati in capo alla Regione Veneta, con un continuo monitoraggio proprio nell'ottica di cercare di spingere sempre di più le aziende a recuperare, ma soprattutto ad aggredire quelle che sono oggi ancora i numeri che rimangono. Ho dimenticato di dire che voi sapete che parliamo sempre delle prestazioni sospese, quelle programmabili e differite, perché ricordiamolo che tutte le prestazioni urgenti, ossia quelle a 24 ore o quelle cosiddette brevi, quelle a 10 giorni, sono sempre state garantite anche durante il periodo Covid. Grazie Assessore. Allora scorriamo un attimo le diapositive preparate, immagino che devo schiacciare il tasto. Ok, allora questa era solo una panoramica per dire da dove è tutto iniziato. È tutto iniziato quella data fatidica che credo tutti noi ce lo ricordiamo, il 22 febbraio 2020, con il primo caso del Covid e quindi la pandemia che ha iniziato a prendere a prendere piede. Nell'ambito della pandemia quindi la Regione ha, come ha già detto l'Assessore, stabilito alcune date di chiusura appunto a tutta quella che era l'attività programmata, e quindi le sospensioni hanno riguardato i ricoveri chirurgici programmati, e questo in cui era prevista l'utilizzo della terapia intensiva, e questo perché la terapia intensiva doveva essere liberata per accogliere i pazienti affetti da Covid, e tutti i ricoveri programmati nell'area internistica, tranne ovviamente tutte le urgenze. Le urgenze erano garantite in ogni caso. E per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, tutta l'attività ambulatoriale, con eccezione delle priorità UB e l'attività oncologica, qualsiasi priorità, materno-infantile, qualsiasi priorità, psichiatrica e malattie rare. Quindi alcune aree erano comunque state preservate da questa indicazione. Il finanziamento, come ha già detto l'Assessore, è di 40.000 euro, chiedo scusa, e le prestazioni sospese sono questo il quadro che ha fatto il nostro Assessore. A livello dello specifico abbiamo recuperato sostanzialmente il 56% delle prestazioni di ricovero ospedalieri. Abbiamo però fatto anche una pulizia delle liste, perché è vero che abbiamo fatto materialmente il 56% delle prestazioni chirurgiche, quindi dei pazienti che erano in lista sono stati operati, però dei pazienti in lista c'è stato anche un drop out, ossia pazienti che sono stati rivisti, rivalutati dai chirurghi e per i quali non era più necessario l'intervento, o per i quali l'intervento doveva essere posticipato, piuttosto che pazienti che hanno anche deciso di non effettuare l'intervento per n motivi. Quindi il recupero effettivo delle liste d'attesa chirurgiche è risultato del 77%, quasi completo. Una cosa molto significativa è che il tempo d'attesa medio per i ricoveri chirurgici, che è la colonna arancione rispetto a quella azzurra, nel 2022 è sicuramente più alta rispetto a quella del 2019, che è quella azzurra, però se vedete la scaletta della linea grigia, quella è il limite regionale per i tempi d'attesa, e quindi siamo comunque al di sotto dei limiti imposti dalla Regione. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, come numero di prestazioni effettivamente erogate sono l'84%, però anche qui, facendo una tra virgolette pulizia delle liste come con il precedente caso, ci rimangono tra virgolette dei pazienti sospesi, 716 pazienti che hanno una PDTA particolare, per cui sostanzialmente il recupero è del 100% per questi pazienti. Allora, la lista, c'è una lista di pazienti che è sospesa, di questi sono 224.426. Di questi sono state effettivamente erogate 187.992 prestazioni, quindi l'84%. Però c'è una quota di pazienti che sono usciti dalla lista perché o hanno rinunciato alla prestazione, o non era più necessaria la prestazione,
o hanno deciso altrimenti. Questi sono circa un 36.000 e quindi dalla ripulitura effettiva della lista, in lista abbiamo soltanto 716 pazienti, che corrisponde penso che al... Ecco, in diretta da Venezia la conferenza stampa dell'assessore Lanzarin sulla questione delle liste d'attesa da recuperare. Come sapete, ci sono gravi ritardi, ci sono visite mediche che sono state sospese, quindi si cerca appunto di intervenire e di accelerare in quella direzione. Allora dovremmo avere, nel frattempo procede il processo sulla questione dei tamponi rapidi. Sapete che da qui è nato lo scontro tra il professor Crisanti e il governatore Luca Zaia. In questo scontro si è inserito anche il professor Palù, che è sfavorevole alla tesi di Crisanti, che lo ha attaccato duramente. Vediamo il servizio su questo processo in cui dovrebbero arrivare altre intercettazioni, il servizio di Valentina Visentin. Dopo il rinvio a giudizio del microbiologo Roberto Rigoli e dell'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simionato nell'ambito dell'inchiesta sui tamponi rapidi utilizzati dalla Regione Veneto durante la pandemia, la Procura di Padova lunedì prossimo dovrà decidere quali intercettazioni telefoniche ambientali dovranno essere ammesse al processo che inizierà il 22 febbraio del 2024. La decisione verrà presa il 20 febbraio, che coincide con il terzo anniversario dell'inizio della pandemia in Veneto, con la scoperta dei primi 2 contagiati di Vo. L'indagine era partita nel novembre del 2020 dopo un esposto del microbiologo, ora senatore PD Andrea Crisanti, alla Guardia di Finanza, che contestava la scarsa sensibilità dei tamponi rapidi della casa farmaceutica Abbott utilizzati per i tracciamenti dei contagi Covid. Le intercettazioni finite sul tavolo del pubblico ministero risalgono al settembre del 2020, quando la procura stava indagando sugli appalti delle mense negli ospedali. Lunedì il giudice invece quasi sicuramente non includerà le intercettazioni dove il presidente del Veneto Luca Zaia attacca l'operato del microbiologo Crisanti, con cui aveva rotto i rapporti bruscamente dopo lo studio di Vo. Nel processo verranno esaminati anche 3 studi di università straniere sui tamponi e il parere del virologo Giorgio Palù, richiesto dalla difesa di Rigoli e Simionato. E c'è un altro processo importante che riguarda 2 giovani veneti che morirono nel 2017 nell'incendio spaventoso della Grenfell Tower a Londra. E il processo si celebrerà, ma bisognerà aspettare 2 anni. Vediamo. Tempi lunghi per il processo sull'incendio del grattacielo di Londra, la Grenfell Tower, nel quale morirono Gloria Trevisana e Marco Gottardi, i fidanzati rispettivamente di Campo San Piero e San Stino di Livenza. I 2 giovani, all'epoca Gloria aveva 26 anni, Marco 27, vivevano nella capitale londinese dove lavoravano come architetti fino a quel tragico 14 giugno del 2017. Il processo, si diceva, che dovrà accertare le eventuali responsabilità penali, secondo la documentazione legale in mano alle famiglie, potrebbe iniziare solo nel 2025. I passaggi sono resi più complicati dal fatto che nel rogo persero la vita 70 persone e quindi l'elenco di chi portare in giudizio e delle famiglie coinvolte è molto lungo e complicato da stabilire. In sostanza, a quanto pare, il 2023 sarà l'anno della verifica degli atti dell'indagine da parte della polizia e il 2024 quello dell'analisi delle prove e della preparazione della lista delle persone coinvolte da parte dei magistrati londinesi. E ancora purtroppo si sta parlando di razzismo, di offese di razzismo qui in Veneto che sono state rivolte ad un arbitro per aver fischiato un rigore, e questo arbitro di colore, indignato, ha deciso di sospendere la partita. Vediamo. La storia si ripete, lo stupore anche. Gli insulti razzisti colpiscono questa volta un arbitro di colore. L'episodio è avvenuto durante la partita di calcio di seconda categoria Bessica-Fossalunga. Il direttore di gara per alcuni spettatori è colpevole di aver fischiato un calcio di rigore verso la fine del match. Iniziano le offese dei tifosi. L'arbitro decide di interrompere la partita all'87° minuto e si ritira dopo il terzo fischio verso gli spogliatoi. Decisione irrevocabile causata da un insulto di
discriminazione razziale che uno spettatore gli avrebbe rivolto dagli spalti subito dopo il pareggio degli ospiti avvenuto dopo il penalty. Madama Cissé, nato nel 1987 in Guinea, è un arbitro della sezione AIA di Treviso dal 2016. I dirigenti delle squadre hanno riferito che la scelta del direttore di gara è stata improvvisa, senza avvisare i capitani, procedura che ogni arbitro deve rispettare e che il Bessica in parte non ha digerito. La società prende comunque le distanze dal comportamento di alcuni tifosi. Non è colpa della società Calcio Bessica o dei giocatori, perché non posso far là attendere tutti i tifosi con la pistola. Sul risultato della gara ed eventuali sanzioni deciderà il giudice sportivo di Treviso. Adesso non so se possono togliere i punti, nel senso il pareggio, fare la vittoria a tavolino per il Fossalunga, questo non lo so, alzo le mani. So che possono chiudere lo stadio per una partita e darsi la multa. Non è la prima volta che Cissé subisce insulti per colpa del colore della sua pelle. Nel 2018 fu insultato durante la partita del Biancade Carbonera contro l'Arcade dopo aver deciso di espellere l'allenatore di casa. Indignato su quest'ultimo episodio è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Io oggi sono Cissé, tutto il calcio deve combattere questa forma di cultura becera che deve essere espulsa dal nostro sistema. In linea il pensiero di Giuseppe Ruzza, presidente regionale Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Il campo sportivo deve essere assolutamente un luogo di divertimento e di vera inclusione. Valori questi che non devono essere minati dal comportamento di pochi esagitati. Poche ma significative le parole scritte da Cissé nel sito dell'AIA. Per me essere un arbitro ha un significato fondamentale, mi ha aiutato a integrarmi in una seconda famiglia, a crescere e a maturare. Ora posso restituire ai giovani quello che mi è stato donato, trasmettendo loro la mia grande passione per l'arbitraggio. È stato chiuso per ordine del questore a Maserà a Padova il cosiddetto bar delle bulle, dove ci sono state aggressioni, ci sono state risse tra avventori del locale. Servizio di Francesco Rattai. Chiuso per 15 giorni il Blue Bar di Piazza del Donatore a Maserà di Padova. Il provvedimento emesso dal questore ed eseguito dai carabinieri di Albegnasego perché il locale era stato segnalato numerose volte dai cittadini. Il bar era frequentato anche dalla baby gang di ragazze che è accusata di aver aggredito 3 tredicenni lo scorso 28 gennaio, picchiando anche i genitori delle ragazze bullizzate. Più volte il locale al centro di Maserà è stato segnalato perché ritrovo di nullafacenti pregiudicati, gruppi di giovani minorenni intenti a bivaccare e sempre pronti a scatenare risse, turbando l'ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri sono stati più volte chiamati ad intervenire nel locale o nelle sue vicinanze. Ora è stato chiuso per 15 giorni in base al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È un dramma della solitudine di un ragazzino ucraino, 13 anni, lasciato per mesi solo in casa tra animali e rifiuti, che è stato liberato dalle forze dell'ordine. Dopo una segnalazione dei vicini di casa è stata indagata la madre. Lasciato a se stesso in compagnia di un cane, 2 gatti e un coniglio. È la triste vicenda di Andriy, 13enne ucraino, che per mesi ha vissuto completamente solo in un appartamento della provincia di Treviso, abbandonato dai suoi genitori. Il padre si era allontanato da casa la primavera scorsa per andare a combattere in Ucraina. La madre, poco dopo, lo ha lasciato per trasferirsi nel Veronese per necessità lavorative. Il campanello di Andriy suonava solo 2 giorni a settimana. Un fattorino del supermercato, infatti, gli portava la spesa commissionata dalla madre, che una volta al mese andava a trovare il figlio in quell'appartamento che ormai lo teneva ostaggio di una inconsapevole prigionia. A rompere il silenzio di questo ennesimo dramma della solitudine, i vicini di casa, che preoccupati delle condizioni del tredicenne completamente abbandonato a se stesso, hanno chiamato le forze dell'ordine. Andriy è stato trovato dai militari in condizioni preoccupanti in un appartamento colmo di escrementi di animali e rifiuti domestici. Sulla vicenda la procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. La madre, una donna ucraina di 48 anni, è accusata di abbandono di minore e il tredicenne è stato affidato ai servizi sociali.
Andiamo in pubblicità proprio 2 minuti, poi torneremo in diretta a Venezia con Palazzo Balbi per sentire l'intervista, la conferenza stampa dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin sulle liste d'attesa. Tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, in regia oggi Francesco Cerone e Simone Merlo. Più tardi parleremo di un tema di cui si sta discutendo moltissimo, cioè il limite del 2035 per avere macchine a benzina o a diesel, dopodiché dovranno essere elettriche. C'è una grossa polemica, ne parleremo con Paola Roma e Diego Canciana, anche sulle case green c'è una grossa polemica, ma torniamo a Venezia dove è in corso la conferenza stampa sulle liste d'attesa. Sentiamo l'assessore Lanzarin. Usiamo quasi la totalità, l'84% di quello che avevamo accumulato, ok? E questo è chiaro. Dal 2022, quindi oggi siamo del 2023, è ritornata chiaramente la prescrizione che si è sommata o comunque è in parallelo alle 450.000 che abbiamo recuperato. Oggi la situazione è una situazione in cui la priorità 24 ore e la priorità a 10 giorni viene garantita. C'è sicuramente lista d'attesa sulla priorità a 30 giorni e a 90 giorni. Però non sappiamo adesso quante prestazioni sono ferme in attesa di essere soddisfatte, per dire in parole povere. Esatto, così come sappiamo le 450.000 non sappiamo. Allora, oggi noi abbiamo in sospeso circa 150.000 prestazioni specialistica, che sono quelle a 30 o a 90 giorni. No, solo la specialistica. Non sappiamo quanti interventi. Ma no, perché gli interventi con il ritorno dell'attività si stanno mettendo ormai un po' a pareggio, oltre quelli che stanno recuperando, poi il resto chiaramente anche questi sono dettati dal fatto che allora le sale operatorie devono funzionare, ci devono essere gli anestesisti e rianimazione, sapete che è una delle specialità in cui si sta soffrendo maggiormente, no? E quindi è chiaro che è legata anche all'utilizzo al 100% oppure non al 100% dei blocchi operatori. Non abbiamo il numero oggi degli interventi, perché oggi riesco a darvi il numero delle liste d'attesa in itinere 30 e 90 giorni che si sono sommate, prescritte 2022 o quelle che sono state prescritte ieri per esempio, perché è un dato che noi abbiamo, insomma, quindi sono anche quelle di ieri del 2023 per capirci. Quindi al momento sono 150.000 sì. Per caso ci sono anche i dati assoluti? Su cui chiaramente, come vi anticipavo prima, aspettiamo il finanziamento nazionale dei 500 milioni, che dovrebbe essere 40 milioni, insomma se la suddivisione è sempre la stessa, e metteremo in campo un altro piano d'azione straordinario per aggredire subito queste 150. E posso chiedere adesso come o devo aspettare la fine? Posso chiedere? Praticamente è finita la presentazione. Sì, vai, scusa. Chiedo scusa, abbiamo anche i dati assoluti su prescritto erogato, cioè le due righe verdi e rosse. Vedo che siamo il verde circa tra 25 milioni e 30 milioni, c'è per caso un dato esatto? Certo. Sull'erogato. Sì, allora per quanto riguarda 2019 per il prescritto avevamo 24.700, cioè 24.700.000, adesso faccio un conto tondo, e per quanto riguarda il 2022 abbiamo 28.413.000. Per quanto riguarda l'erogato nel 2019 17.000 circa, per quanto riguarda 17 milioni credo. Per quanto riguarda l'erogato del 2022 16 milioni e 140. Assessore, mi subito che lei fa parte anche della Commissione Salute. Sì.
Allora, lo Stato ha approvato a dicembre questo nuovo finanziamento di 500 milioni e alla Regione Veneto dovrebbero arrivare a 40. Adesso ne avete la prima tranche, ne avete avuto quasi 40, speriamo che siano più o meno gli stessi. Ecco, allora, siccome purtroppo quello che prevede il piano è molto legato alla carenza di medici, e quindi i direttori generali dicono sì, noi proponiamo ai nostri dipendenti di fare ore in più, però loro ci dicono o facciamo ore in più routinarie o le facciamo per il super, non ce la facciamo perché siamo pochi. Quindi il nuovo piano come può aggirare questo problema enorme? Che la quantità di personale anche che pesa. No, voi capite che avete toccato il nervo scoperto, che è questo. Cioè voi sapete che nonostante Regione Veneto come le altre regioni continui a fare concorsi, nonostante abbiamo autorizzato non solo il turnover ma tutta la parte insomma che oggi serve soprattutto in alcuni settori, oggi il personale non si trova. Allora io credo che ci dovrebbero essere due cose possibili da fare nel nuovo piano. Uno intanto è che ci vengono confermate le stesse tariffe del piano vecchio, perché se i nostri medici vengono pagate 80 euro all'ora e gli infermieri 50 euro all'ora, io credo che come in questo piano insomma avremmo anche un'adesione. Se ritorniamo invece alle tariffe pre-Covid, che erano 60 euro i medici e 30 euro gli infermieri, 32 mi sembra più o meno, è chiaro che probabilmente avremo più difficoltà. Siccome queste tariffe erano state confermate durante il periodo Covid, quindi con provvedimenti ad hoc, le regioni hanno chiesto che ritornino a essere confermate, però non abbiamo ancora la sicurezza di questo, quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è rispetto appunto se non riusciamo quindi a reclutare personale, quindi avere personale nuovo, io credo che si dovrà ricorrere, come abbiamo ricorso anche in questo piano, forse in misura minore rispetto a quello che forse dovremmo ricorrere nel prossimo piano, anche ad extra budget mirati su quindi branche ben precise che verranno aggredite per cercare quindi di colmare insomma quelle che sono oggi la parte che sta soffrendo di più, che vi posso anche dire sicuramente la parte radiologica, quindi la maggior parte delle liste d'attesa che noi abbiamo sulla parte radiologica e poi sulla parte oculistica da un lato e ortopedica se parliamo di visite dall'altro lato. Quindi quando lei parla di extra dice di ricorso all'aiuto del privato convenzionato Certo. o anche del privato pubblico? No, privato convenzionato. E l'altra cosa, io mi ricordavo che la Regione Veneto per l'Unità Italia sotto Natale aveva fatto un passo in più rispetto alle altre regioni e aveva ulteriormente aumentato la tariffa per i medici che si fermano a fare ore in più nelle parti. Per il pronto soccorso. Se voi vi ricordate l'abbiamo fatto solo per i extra. Sì, questo qui voi sapete, no, questo qui rimane, abbiamo previsto per legge, non c'è stata impugnata, se vi ricordate molto bene, entrava in quel pacchetto di norme in cui le altre due ci sono state impugnate, che erano quelle di alzare i massimali dei medici di medicina generale in formazione a 1000 il primo anno, 1200 il secondo anno e 1200 il terzo anno, se vi ricordate ci hanno detto di no. Sono 1000, perché poi è passata la parte nazionale con i 1000, quindi primo, secondo e terzo anno sono 1000, invece i 100 euro per l'emergenza urgenza di personale sanitario con quindi la qualifica equipollente, il cardiologo per capirci, ne citiamo uno, che può andare quindi a fare prestazioni aggiuntive in pronto soccorso, in soccorso a 100 euro all'ora, rimane. C'è anche un discorso aperto con i sindacati per eventualmente, ne stiamo discutendo anche in quel protocollo che abbiamo fatto con i sindacati della dirigenza medica, per alzare anche ad altre categorie tipo rianimazione e anestesia. Però è un discorso in itinere. E questa è l'assessore alla sanità del Veneto, Manuela Lazzarini, che snocciolava i dati davvero preoccupanti per quanto riguarda l'arretrato delle visite mediche specialistiche, 150.000, quindi queste liste d'attesa interminabili. Viene anche in mente la questione
davvero inedita dei passaporti, attese per i passaporti di 10-11 mesi in tutte le città italiane, insomma davvero i contraccolpi della stasi dovuta al Covid. Tra poco andiamo a Bassano in diretta da Vanessa Banzato, perché non sarà più realizzata la centralina sulla spiaggetta di via Pusterla, quindi i bassanesi tirano un sospiro di sollievo, però prima vediamo l'assemblea dei lavoratori dell'ISAC come è andata, sempre a Bassano del Grappa. Vediamo. Lo stato di agitazione resta, viene congelata per ora ogni ipotesi di sciopero che penalizzerebbe chi di sicuro non ha alcuna responsabilità. Gli anziani e fragili ospiti delle case di riposo ISAC di Bassano e le loro famiglie. È questa la decisione assunta dai lavoratori al termine dell'assemblea riunitasi nella serata di ieri alla presenza delle 3 sigle sindacali CGIL, CISL e UIL per discutere l'esito del tavolo convocato in prefettura a Vicenza la scorsa settimana. Una fumata nera, quella emersa dal confronto tra la direzione dell'ISAC, ferma nella sua volontà di sondare l'ipotesi di privatizzazione della RSA, e i sindacati che continuano a mantenere un fronte compatto. Un caso che preoccupa l'intera città, la situazione di Villa Serena e del pensionato Sturm. Dopo la riunione della commissione comunale di martedì scorso, la prossima settimana sindacati e lavoratori si confronteranno con l'amministrazione Pavan. Sul piatto, oltre all'ipotesi privatizzazione più volte respinta dai lavoratori, che lamentano anche il fatto di non essere mai stati coinvolti, le criticità dell'istituto, dove dal 1 febbraio è diventato operativo l'aumento delle rette con costi aggiuntivi a carico delle famiglie dai 400 ai 1.500 euro al mese. La centralina a 2 passi dal Ponte degli Alpini non sa da fare ed è una vittoria di Rete Veneta. Ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzato. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Non sa da fare, in effetti, in realtà l'ufficialità del fatto che la centralina proprio qui sul fiume Brenta, lungo via Pusterla, a 2 passi da quello che è il monumento nazionale, il Ponte Vecchio, non si farà, è stata data ancora a dicembre del 2022, però proprio dalle ultime ore finalmente c'è la certezza che questa centralina non si farà, perché vedete, sono state levate tutte quante le varie tabelle, sono state levate le transenne, non c'è più nulla che faccia presagire a un cantiere aperto per la realizzazione di questa tanto discussa centralina. Direttore, hai detto bene, perché è stata una battaglia molto forte che Rete Veneta ha portato avanti a fianco della città, a fianco dei tantissimi cittadini che non volevano che venisse realizzata questa centralina, proprio per una questione di rispetto dell'ambiente, rispetto di questa area che è una delle aree più belle di Bassano del Grappa. Tutto bene, verrebbe da dire, solo che resta, vedete anche voi, ancora questo cancello chiuso che non permette l'accesso a quella che i bassanesi chiamano la loro spiaggetta sul Brenta. Per anni è stata utilizzata proprio, soprattutto nei periodi estivi, primavera-estate, per poter trovare un po' di refrigerio in quest'angolo splendido sul Brenta, e per tanto troppo tempo è stata chiusa, vuoi per permettere i lavori di restauro del Ponte Vecchio e poi appunto cantiere aperto per questa centralina. Ma allora adesso ci sono delle controversie che riguardano il pubblico e privato, ovvero questo cancello si troverebbe proprio su un'area privata, di conseguenza servono ulteriori accordi tra pubblico e privato, perché pare che adesso la gente non possa più accedere in maniera così libera e tranquilla a questa spiaggetta, solo per questa piccolissima fascia che che spetta al privato. Ci saranno ulteriori accordi, l'assessore Zonta, lo sentiremo tra pochissimo, ai lavori pubblici anche al nostro microfono, ha detto appunto che a breve si riuscirà a trovare un capo a questa controversa questione.
situazione, ma allora io direi di ascoltare subito i servizi che riguardano proprio il punto, che fanno il punto della situazione della centralina e della spiaggetta sul Brenta, e poi sentiremo le parole dello stesso assessore Andrea Zonta. A Bassano è finita un'era. È finita l'era del cantiere della centralina, di quella che avrebbe dovuto essere la centralina di via Pusterla. Guardate, alle nostre spalle il cancello è libero da qualsiasi segnale di cantiere, è stato tutto ripulito, sgomberato. A questo punto possiamo dire che si chiude virtualmente qui una vicenda durata molti anni. Via Le Transenne, via Le Tabelle. La spiaggetta di via Pusterla tornerà ai bassanesi, proprio come la città chiede da tanto tempo. Una battaglia di Bassano alla quale Rete Veneta ha contribuito con tanti servizi, approfondimenti e interviste. La centralina è diventata un tema portante per il territorio, fra perizie e controperizie, passaggi in tribunale e frizioni anche rumorose in seno alla politica e alla società civile. Ora che pubblico e privato stanno prendendo accordi per chiudere in modo definitivo la faccenda sul piano economico, il cantiere è stato completamente dismesso. Le operazioni sono state portate a termine nelle scorse ore, ma non sono sfuggite all'occhio attento dei bassanesi. E adesso scatta il conto alla rovescia per la riapertura della spiaggetta al pubblico dopo anni di lavori, prima per la tura del Ponte Vecchio e poi per il progetto della centralina. Che cosa resta di questa vicenda? Che cosa manca ancora per tornare a vedere la spiaggetta di via Pusterla com'era una volta? Resta questo cancello ancora chiuso, resta questo pesante catenaccio e vedremo se qualcuno dall'amministrazione ci farà sapere quando questo catenaccio verrà tolto una volta per tutte. Ecco, abbiamo sentito un po' com'è, abbiamo fatto il punto della situazione con il collega Ferdinando Garavello e noi abbiamo avvicinato proprio l'assessore ai lavori pubblici di Bassano del Grappa, Andrea Zonta. Il cancello è chiuso a un catenaccio perché molto probabilmente chi aveva in gestione l'area l'ha chiusa perché non è più sua. La situazione lì è un po' particolare, anche se non è impossibile da risolvere. Il cantiere della centralina non c'è più, ma il cancello d'accesso alla spiaggetta di via Pusterla resta chiuso. E la situazione potrebbe essere ancora più complicata. A dirlo è l'assessore ai lavori pubblici di Bassano, Andrea Zonta. E lì siamo in presenza di una strada che è pubblica, proprietà della città di Bassano, c'è un canale che è in gestione a genio civile, c'è una fascia che sta a ovest del canale, pertanto verso il Brenta, che è di un privato. Insomma, pubblico e privato in questo caso devono andare a braccetto per riaprire quel cancello e far tornare l'area nella disponibilità dei cittadini. La strada migliore che si pensa è quella di cercare un accordo con il privato e con il genio per poter gestire in modo decoroso l'intera area, sia dal punto di vista del passaggio, ma anche e soprattutto dal punto di vista di renderla bella, accessibile, ma anche, diciamo, decorosa. Assessore, ci facciamo un nodo al fazzoletto allora magari per questa primavera per fare il punto della situazione? Ma sì, adesso noi, se tutte le cose sono a posto, ci impegniamo a contattare, ripeto subito il privato genio e cerchiamo di capire qual è la soluzione migliore. Insomma, nodo al fazzoletto l'abbiamo fatto anche noi di Rete Veneta, perché ovviamente, come abbiamo fatto finora, seguiremo passo passo questa vicenda, perché sappiamo quanto i bassanesi e le bassanesi tengano alla loro spiaggetta e tengano soprattutto alla tutela del loro fiume Brenta e dell'area relativa non soltanto al fiume, ma proprio agli spazi verdi, ecco, della città. Insomma, adesso aspetteremo. Abbiamo sentito alcune persone, le stesse persone ci hanno detto: vogliamo assolutamente riappropriarci della nostra spiaggetta. Vedremo insomma come andrà a finire. Io vi saluto. Grazie Vanessa Banzato in diretta da Bassano del Grappa. Adesso raccontiamo un fatto che ha dell'incredibile. I padri di due ragazzi, due studenti a Riese Pio X, hanno inseguito l'autista di un autobus per far salire i propri figli
sull'autobus, l'hanno bloccato, hanno messo a repentaglio anche l'incolumità dei ragazzi che erano a bordo, una vicenda incredibile su cui è intervenuto anche il presidente della MOM, e poi andremo in diretta a sentire le reazioni raccolte da Nicola Marcato. Vediamo il servizio prima. Perché abbiamo dei testimoni e stiamo cercando di risalire, perché questo è un fatto intollerabile. Non è possibile che si accetti una situazione di questo tipo. E quindi noi stiamo cercando questi due personaggi, perché io personalmente li voglio denunciare. Giacomo Colladonna, presidente della MOM, è furioso. Quanto accaduto a Riese Pio X è davvero incredibile e intollerabile. Al mattino, alla fermata del bus degli studenti, il primo pullman, come previsto, non si ferma, perché poco dopo è previsto il passaggio di altri 5 mezzi, distanziati di pochi minuti per il trasporto scaglionato dei ragazzi. È a questo punto che si scatena la follia. 2 padri, in auto con i figli, si lanciano all'inseguimento del mezzo, suonano il clacson, sfarfallano gli abbaglianti, fino a quando uno accelera, supera il bus e come in un film si mette di traverso sulla carreggiata bloccandolo. Scesi dalle auto, i 2 genitori, insultando l'autista, si sono fatti aprire le porte ed hanno fatto salire i figli. Il tutto sotto gli occhi attoniti degli altri studenti a bordo del mezzo. Un fatto gravissimo, prosegue Colladonna, sia per la sicurezza dei passeggeri che dal punto di vista educativo. C'erano molti ragazzi a bordo del mezzo, hanno visto questa scena, è una scena quindi intollerabile anche sotto l'aspetto dell'educazione. Io non so questi genitori come possono educare i figli se poi si comportano in questo modo qua. Intanto si rafforzano le misure di sicurezza sui bus. Tutti i nuovi autobus che stanno arrivando e sono arrivati, ormai sono già un centinaio arrivati, quelli che stanno arrivando hanno tutti questi sistemi, il cosiddetto panic button. Praticamente nel momento in cui succede qualcosa basta allertare le forze dell'ordine che sono collegate, quindi tutte le telecamere possono vedere in tempo reale cosa sta succedendo. MOM ha contattato questura e prefettura e nei prossimi giorni la questione verrà affrontata a livello provinciale. Intanto sono in corso le indagini per individuare i 2 genitori. Io ho allertato anche le forze dell'ordine, ho inviato anche il prefetto e ho chiesto un incontro anche al questore, perché la situazione non è che sia una situazione fuori controllo, però è una situazione che merita attenzione. E quindi bisogna che in alcune aree del servizio sia data più attenzione rispetto a altre. Prove da matti, no? Come gli indiani che assediavano le carovane, cioè come nel Far West, siamo nella Marca. Allora andiamo da Nicola Marcato in diretta, sempre con gli autisti MOM aggrediti, davvero sono comprensibilmente sul sentiero di guerra. Te la linea, Nicola. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Continuano le aggressioni nei confronti degli autisti della MOM. Questi fatti allarmano sempre di più. Con noi a parlarne c'è Stefano Bergamin del sindacato della CISL. Buongiorno a tutti. Allora, i fatti purtroppo sono deprecabili e sono 2 tipologie di fatti diversi. Quelle aggressioni che ormai siamo abituati a subire, quelle da parte di giovani, di ragazzi, per maleducazione oppure per stimolo di branco, dove si vogliono far vedere o vogliono far apparire quello che non sono in realtà. E invece questa volta, lunedì scorso, è successo un fatto diverso, dove che praticamente gli aggressori non sono più i ragazzi, ma sono stati i genitori, Allora in questa linea è perfettamente servita da 6 corriere e c'è un piano di carichi. Il piano di carichi è appunto perché agevolare che non ci siano corriere troppo piene e corriere troppo vuote. Qualcuno ha pensato che qualcuno volesse lasciare a piedi sti ragazzi, ma in realtà non è così. Non si pensa che l'inseguimento in una strada pubblica, il sorpasso di un mezzo pubblico, bloccare la corriera in mezzo alla strada costringendolo ad una frenata brusca può essere pericolo non solo per i ragazzi sopra, per il conducente, ma anche per i cittadini normali. Purtroppo dopo c'è stata anche l'aggressione da parte di questi genitori che non hanno voluto sentire ragioni da parte dell'autista, non hanno voluto sentire spiegazioni. Siamo al paradosso, è come che stiamo parlando di un insegnante che mette una nota, non si mette in discussione
discussione l'alunno perché ha preso la nota, ma si mette in discussione l'insegnante che ha dato la nota. Purtroppo ormai non ci sono più regole, la maleducazione dei figli è generata probabilmente da qualche genitore. Senta, il presidente Coladon, il presidente di MOM, ha intenzione di incontrare nei prossimi giorni il prefetto e anche il questore per parlare di sicurezza. Ecco, voi chiedete più sicurezza, sono in atto delle misure nei prossimi giorni proprio per cercare di circoscrivere questi fenomeni di violenza e individuarli. Adesso Coladon ha detto: se troveremo i responsabili di questa gincana con le auto, con questa li denunceremo. Certo, fa molto piacere che almeno su questo punto l'azienda ci spalleggia, siamo dalla stessa parte per il trasporto pubblico, per un trasporto corretto e in sicurezza del cittadino, dei ragazzi. Ci fa piacere che l'azienda si costituisca anche a parte civile e sorregga appunto quelle che sono le reali vittime, che siamo noi autisti, oltre che ai passeggeri che stanno subendo, che pagano regolarmente biglietto, che pretendono un giusto servizio come dovrebbe essere. Quali saranno le misure di sicurezza che verranno adottate nei mezzi? Allora, nei mezzi stiamo già come RSU, come segreteria FITCIS, lavorando da diverso tempo, dove che tutti i nuovi mezzi verranno dotati del nuovo sistema Panic Button. È un sistema dove che l'autista può allertare subito la sala controllo esercizio della MOM e in automatico si attivano le telecamere alla questura e da quel momento partono subito i soccorsi. Oltre a questo abbiamo chiesto e ottenuto da parte dell'azienda che i nostri agenti accertatori, che sono in primis quelli coinvolti in fatti di aggressioni, vengano dotati di una body cam. Questo ovviamente sarà a sicurezza loro e a sicurezza di tutti quanti quelli che saliranno sui mezzi. Quello che noi chiediamo e soprattutto che l'azienda ci sta dando una mano nel chiedere alle istituzioni è che ci siano dei posti garantiti di sicurezza. Ad esempio, lungo Sile Mattei di Treviso è diventato un Bronx. In certi orari, soprattutto la sera, soprattutto il sabato pomeriggio, c'è di tutto e a volte è impossibile anche partire con la corriera. Altre zone pericolose è il Biscione a Conegliano, anche là è una zona veramente, sta diventando un Bronx, sta diventando anche là. Altra zona pericolosa è la linea 131-132, dove siamo in preda a delle bande di extracomunitari che praticamente per vanto loro si stanno impadronendo della linea e in questi posti purtroppo non si può far nulla. Se per noi è tutto, ritorna a voi la linea, a voi studio. Grazie molto a Nicola Marcato. Un fatto gravissimo nuovamente sulle strade, investita da un militare mentre fa jogging vicino allo stadio. Era una podista che è morta sul colpo, non si sa chi sia in realtà, c'è solo la sua fotografia. Andiamo in pubblicità ancora un paio di minuti, poi torniamo con i nostri ospiti, parleremo di auto e case green, ma anche ancora di sanità, perché l'assessore Lanzarina ha dato dei dati davvero molto preoccupanti sul recupero delle liste d'attesa, delle visite specialistiche arretrati da 150.000. Vediamo, andiamo in pubblicità. Di nuovo in diretta per la parte dell'approfondimento con Focus TG. Ringrazio molto la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma. Grazie, buongiorno direttore. Grazie buongiorno sindaco, a tutti. grazie molte. E Diego Cancian di Fratelli d'Italia, imprenditore edile. Buongiorno. L'argomento che abbiamo scelto oggi sono sostanzialmente due. La questione delle case e delle auto green e lo scontro del governo con l'Europa. E anche gli imprenditori dicono non riusciamo a rispettare le regole fissate dalla UE per arrivare al 2030 con auto e case che siano compatibili con i problemi energetici e di risparmio energetico. Quindi c'è davvero una grossa difficoltà, pare, del nostro Paese ad allinearci. Vediamo il titolo, uno dei tanti titoli che è uscito in questi giorni. Grazie Francesco Ceron. Case green, quali sono le città italiane dove la direttiva dell'Unione Europea obbliga a ristrutturare
di più. Cancian, ecco, partiamo dall'edilizia, da cosa si andrà incontro. Si andrà incontro, secondo me, a due fattori. Uno, all'innalzamento ancora dei prezzi, perché quando c'è troppa richiesta e poca offerta è chiaro che tutti i materiali e tutto il resto aumenterà ancora. E poi andiamo incontro a una discriminazione totale di quelli che purtroppo non riusciranno, perché non hanno economicamente la capacità, perché non ne hanno la forza economica o perché non gli interessa. Ma allora non sarebbe molto meglio tentare di pianificare in modo serio, in modo che ci sia una possibilità di fare le detrazioni in pochi anni, senza dover arrivare al 110% che è un'esagerazione totale, no? Ma se tu dai la possibilità ad avere delle detrazioni serie, che sono magari l'80% dei lavori, in 4 o 5 anni, e la possibilità di essere finanziati, allora anche le persone che non incassano 8.000 euro al mese di stipendi possono fare le loro cose, possono mettere a regime le case, possono andare in un risparmio energetico globale che punti a far star meglio la gente e le persone che vivono nelle case. Perché è la stessa cosa delle macchine elettriche. Se noi dobbiamo adeguarci sempre alla mentalità degli svedesi, dei norvegesi e di tutti quei signori che hanno un modo di vivere che è completamente diverso dal nostro, diventa difficile, perché poi io vorrei capire, nel momento in cui dicono che le auto elettriche entro il 2035 non si faranno più auto diesel o benzina, si dovranno fare solo quelle elettriche, vorrei capire con cosa produciamo l'elettricità per far andare le macchine, perché in Italia penso che dovremo ritornare ad aprire le centrali a carbone, cioè la Germania lo ha già fatto, cioè la Germania ha già aperto di nuovo le centrali a carbone. Allora, se io devo far fallire l'industria dell'automobilismo per far riaprire le centrali a carbone, perché do l'illusione che così andiamo tutti all'elettrico e risparmiamo e facciamo un mondo più bello, quando in realtà non è così, allora spiegatemi che siamo governati da una banda di indrio. Cioè, voglio dire, un po' di buonsenso in queste cose, senza l'ottusità nordica che ci persegue sempre. Ecco, se poi si consultassero anche gli imprenditori, coloro che vivono questi problemi direttamente, come anche i sindaci, Paolo a Roma, i comuni stanno vivendo il dramma dei costi energetici, adesso se ne parla forse un po' meno, ma voglio dire, voi siete alle prese con delle bollette astronomiche. Certamente, infatti direttore, su questo dico ben venga questa volontà, ma dobbiamo anche fare i conti con i comuni, che sono i soggetti da cui naturalmente il cittadino si deve rivolgere per fare anche tutta la documentazione. L'abbiamo visto anche con quello che è stato il beneficio collegato al 110, cioè determinati comuni, se non ci sbloccano le assunzioni, non ci danno l'opportunità di assumere anche di più, noi ci troviamo in queste situazioni. Al di là di quello, ovviamente, la cavillosità delle situazioni. Ovviamente anche per i comuni ci aspettiamo di poter avere adesso anche un ulteriore contributo rispetto proprio alla situazione di costi energetici, perché tanti comuni direttore hanno investito sostituendo le lampade dell'illuminazione pubblica, facendo quei contratti che naturalmente hanno permesso ai cittadini di avere sicuramente una riduzione anche nelle nostre bollette comunali, ma senza pensare per esempio al fotovoltaico. Allora si va verso questo, ma dobbiamo capire se le imprese hanno effettivamente la materia prima, quindi capire le situazioni anche per poterlo fare, le comunità energetiche, dove sicuramente ci trova impegnati anche su quella fascia di situazioni che riguarda gli impianti sportivi, dove naturalmente dobbiamo lavorare per questo, dobbiamo lavorare per i nostri centri servizi, chiaramente per le strutture per disabili, perché anche queste fanno parte della comunità in cui viviamo, le scuole, perché ricordiamo che anche questa è tutta un'attività che gli enti locali cercano anche di intervenire con risorse proprio per permettere anche nella parte relativa agli impianti sportivi che i ragazzi e le famiglie abbiano questa opportunità di fare attività sportiva che permette la socialità, ma dall'altra parte ovviamente il mondo dell'imprenditoria, cioè non si possono fare delle norme senza chiaramente consultare anche le situazioni che attualmente ci sono anche per gli stessi imprenditori. Benissimo per fare il fotovoltaico, poi i tempi per avere il materiale ovviamente va in anni ed anni di situazioni, quindi credo che tutti i passaggi abbiano una necessità di una pianificazione dal basso, quindi con le categorie produttive, con la parte ovviamente delle amministrazioni locali che sono il primo
contatto con il cittadino, perché se pensiamo anche a risistemare le case attuali con anche sistemazioni interne che hanno bisogno anche magari di case datate, anche situazioni collegate agli impianti fognari piuttosto che l'acquedottistica, piuttosto che anche eliminare quelle barriere che anche l'anziano ha in casa e che magari è autonomo, ma questi gradini, queste situazioni non gli permettono di vivere una situazione di tranquillità e chiaramente può creare anche situazioni di incidentalità. Quindi prima di intervenire con politiche di un certo tipo, effettivamente i territori vanno ascoltati, ma soprattutto va capita anche la filiera, da dove parte, le domande, chi si occupa di fare cosa, e anche naturalmente sburocratizzare, perché chiaramente situazioni di questo tipo naturalmente nei comuni, in alcuni comuni, hanno creato veramente grosse difficoltà a chi voleva fare un investimento di un certo tipo, ma anche agli stessi imprenditori che si sono trovati alle prese con un problema effettivo di materie prime. È un altro problema che riguarda le auto, ma sotto un altro punto di vista, è quello del traffico. Ci sono grossi problemi. Adesso sarà completata la pedemontana con il casello di Spresiano, per cui la pedemontana ormai sarà tutta funzionante. Ci sono problemi però nell'Alto Vicentino, tra Vicenza e l'Alto Vicentino, e allora c'è una prospettiva e un'opportunità con la variante della strada provinciale 46. Ne ha parlato Carlo Alberto Inghilleri, col nuovo presidente della provincia di Vicenza, e con il sindaco Walter Orsi. Vediamo. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo con il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, e con il consigliere delegato alle infrastrutture, Walter Orsi, tra l'altro sindaco di Schio. È parte interessata, visto che parliamo della SP46, la strada provinciale 46 è famosa. A Vicenza c'è la famosa bretella dell'Albera, che è un'opera infinita che attiene all'ANAS. Il sindaco Francesco Bucco più volte ha insistito con il governo perché fossero portati avanti i lavori, però oggi parliamo di un altro cono, di un altro imbuto del traffico, cioè quello di Costa Bissara. Stiamo parlando del traffico tra l'Alto Vicentino e Vicenza. Ci sono delle importanti novità sull'iter, sugli investimenti per allargare questa SP46. Dopo tanti anni in cui si è parlato di questo progetto, finalmente il primo stadio, che è lo stadio di progettazione di fattibilità, che costa per la provincia di Vicenza 700.000 euro, parte, e quindi è stata avviata la gara che si chiuderà fra pochi giorni. Quindi l'idea progettuale è quella di creare delle strade alternative, quindi una viabilità che possa essere di supporto a quella attuale, in alternativa al passaggio sul centro di Costa Bissara e in avvicinamento al territorio di Schio. Molto importante questa iniziativa, anche perché permette un migliore collegamento non solo per il traffico dei cittadini, ma anche per quello delle aziende, quindi il traffico pesante, un investimento tra l'altro da 700.000 euro, quello della provincia di Vicenza. Sì, un progetto molto importante che dà una risposta complessiva a un'attesa quasi snervante, ma l'iter è iniziato alcuni anni fa con lo studio delle alternative, portato a termine appunto dalla provincia di Vicenza, e poi l'anno scorso il finanziamento del primo stralcio progettuale. Traffico pesante è quello che i cittadini vivono ogni giorno nell'immettersi su Vicenza, negli orari quelli più canonici. Con questo intervento si andrà invece a fluidificare molto di più il traffico, rendendo più agevole l'accesso alla città, ma anche la vita dei cittadini stessi. Insomma, quando si parla di fluidificare il traffico è sempre una buona notizia per i cittadini, e su questa buona notizia direi di chiudere. Ringrazio Andrea Nardin, ringrazio Walter Orsi e restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della nostra redazione vicentina. Approfitto della presenza di Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, ma anche presidente della conferenza dei comuni dell'USL della Marca, perché, sindaca, abbiamo sentito poco fa l'assessore Lanzarin parlare di quanto riguarda le liste d'attesa, no? C'è un arretrato di visite specialistiche e non davvero poderoso. Sì, sicuramente questo dovuto alla situazione naturalmente che abbiamo vissuto, ma soprattutto al fatto che al di là della specialistica c'è anche tutta quell'attività preventiva. Parliamo degli screening, parliamo anche di situazioni in cui anche a volte i cittadini non comunicano di non voler l'appuntamento, eccetera, quindi ci troviamo a dover risolvere anche quel tipo di criticità, nel senso che poi l'addebito o meno della prestazione richiesta, ma sicuramente questo ha creato sicuramente una situazione particolare
lavorare. La Regione ora si sta dando dei tempi stretti e delle modalità anche operative che chiaramente sono state approfondite, ma ripeto, anche in questo aspetto è chiaramente una necessaria situazione che si è venuta a creare con tutto il sospeso. Ricordiamo che il personale è stato impiegato durante la situazione pandemica anche per fare altri tipi di attività. Tra le altre cose però mi sento anche di dire che un'importante attività è quella per esempio che viene fatta attraverso i centri servizi, perché anche attraverso l'attività di telemedicina un buon intervento proprio per evitare che il paziente venga spostato quindi all'interno della struttura ospedaliera viene fatta con il prelievo per esempio del sangue capillare, che permette ovviamente una riffettazione dal laboratorio di microbiologia ed avere una risposta immediata. Questo consente anche di smaltire tutto quell'afflusso che poi viene anche ad instaurarsi all'interno dell'ospedale. Però sicuramente è una situazione che chiaramente preoccupa, soprattutto anche per quella che è l'attività preventiva, e credo, direttore, che in questo un appello sia da lanciare proprio alla situazione dei giovani, perché una cosa che ci spaventa molto è proprio anche quelle indagini che vengono fatte anche sull'aspetto collegato alle attività di screening, sia del colon retto sia quelle collegate al seno, che ovviamente vede anche delle ragazze non dare adesione a questo, e questo diventa fondamentale perché l'età, come stiamo vedendo, si sta sempre più abbassando. Quindi un ulteriore diciamo invito a cercare di andare verso anche queste opportunità che vengono date, ma ripeto, la specialistica naturalmente ha una sua formula. Aggiungo anche che chiaramente a livello nazionale le attribuzioni ovviamente stipendiali che hanno anche i medici chiaramente hanno delle opportunità nel pubblico che sono ben diverse rispetto all'ambito privato, quindi sicuramente va messo mano a una normativa nazionale che anche permetta di vedere anche con una nuova visione anche la situazione dei medici di medicina generale, perché chiaramente nelle zone scoperte e nella diciamo situazioni in cui nelle zone carenti anche un medico possa non prendere quella zona carente e chiaramente un territorio in cui magari non c'è tutto questo numero di abitanti veda scoperto la propria situazione e quindi venga affiliato ad altri, al momento chiaramente si è intervenuti anche con un supporto delle altre medicine di gruppo, però è chiaro che anche per noi stessi spostare un paziente da un comune magari a 10 km perché magari non ha il trasporto è chiaramente un problema che dobbiamo affrontare, e quindi credo che una presa in mano della situazione a livello generale sia fondamentale proprio per andare incontro anche alle situazioni di quegli anziani soli di cui i servizi sociali si prendono cura e carico trasportandoli anche per fare le visite dal proprio medico. Allora, tornando alle preoccupazioni per le case green, le auto green e quindi trasformazioni, ristrutturazioni che bisognerà fare entro il 2030, le imprese vanno avanti e cercano ovviamente di risparmiare costi e di risparmiare energia, tant'è vero che si è richiuso il buco dell'ozono. Questa è una notizia che è stata data forse con poco risalto, ma è dovuto agli sforzi per limitare le emissioni di anidride carbonica, del CO2, che tra l'altro provocano l'effetto serra, i cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. Vediamo però le imprese che cercano di andare avanti e sono in grado di assumere 134.000 persone nel 2023, ma di queste persone potranno trovarne una su due. Poi torniamo da Diego Cancian. Vediamo il servizio. I numeri sono certificati da Unioncamere, ANPAL, Excelsior e fotografano la situazione delle imprese venete aderenti a Confindustria Veneto Est, che comprende l'area metropolitana di Padova, Rovigo, Venezia e Treviso. Sono 133.670 le assunzioni previste per il primo trimestre 2023, assunzioni in aumento di quasi il 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma una su due rischia di rimanere vacante con punte di oltre il 65% per ingegneri elettronici e informatici. Le imprese cercano laureati, ingegneri, economisti, personale medico-sanitario, matematici, informatici e filosofi. Di questi solo a gennaio in Veneto ne servivano 7.000. Mancano anche diplomati negli ITS, gli istituti tecnici. In particolare si cercano persone formate in ambito meccatronico, digitale e nel settore moda. Per questo Confindustria torna a proporre il progetto "E dopo il diploma cosa farai da grande?", rivolto ai giovani e alle famiglie in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, perché i percorsi di formazione tengano conto delle attitudini di ognuno, ma anche delle figure professionali necessarie.
E questa era Chiara Gaiani. Cancian, tra l'altro questa è paradossale la situazione, perché ci sono 134.000 posti disponibili, nel 2022 si sono dimessi 200.000 veneti, no? Che hanno deciso di cambiare vita, cambiare lavoro, per cui diciamo c'è posto e c'è occupazione. C'è posto, il problema è che non c'è gente. E quando si dice non c'è gente si parla di persone non, attenzione, specializzate, ma persone che vogliono adattarsi a diventare quel tipo di professionista. Perché io posso parlare per il mondo dell'edilizia, ma avendo tanti amici che fanno anche altri lavori, posso parlare del settore del lavoro in generale. Sembra la solita retorica, ma non è così. Anche da noi il reddito di cittadinanza ha fatto un sacco di danni. Cioè anche da noi gli uffici, ex uffici di collocamento, che adesso si chiamano con qualche altro nome, che non servono a niente come non servivano prima, sono pieni di nomi, di liste che sono in attesa di, che vorrebbero, ma in realtà poi non riesci mai neanche a metterti in contatto con questa gente. E quando gli proponi un lavoro ti dicono non posso, non voglio, ho già un'offerta, non è adatto a me. Ho avuto risposte anche di chi mi ha detto no, ma ho i genitori anziani, però sai, li devo seguire. Io mi sono permesso di fargli la domanda, ma scusa, li devi seguire, ma dovete anche vivere e mangiare, perché sì, ma loro hanno l'assegno di mantenimento, quindi questo stava a casa perché invece di pagare una badante preferiva seguire i suoi genitori, che è umanamente anche bello, però un uomo di 33 anni che sta a casa per far questo, secondo me è qualcosa di diverso. Però non importa, è proprio la volontà di non voler affrontare il mondo del lavoro, perché probabilmente comunque vivi lo stesso. E questo è un brutto segnale. Noi, la nostra generazione, ma anche quella della sindaca che è molto più giovane, siamo cresciuti con un'impostazione familiare che ti diceva che tu dovevi studiare per tentare di diventare qualcuno, ma quel qualcuno non era solo il medico, il dottore o il notaio, quel qualcuno era una persona che avesse la dignità di saper fare un lavoro e vivere in un mondo che ti permetteva di contribuire a creare una famiglia, mantenerla e creare una famiglia che avesse dei figli. Questo è il modello in cui siamo cresciuti noi. Adesso siamo cresciuti, vedo i figli, dei nipoti, in un mondo dove tutto è diventato più sfalsato, in un mondo dove la regola è un obbligo e non è più una regola. Il professore, se dice qualcosa all'alunno, è più facile che prenda una denuncia invece che un sostegno da parte dei genitori. Il datore di lavoro che ti dice guarda che questo lavoro lo devi fare così, muoviti, o il capo di quella squadra che gli dice muoviti, ti ho spiegato 8 volte la stessa cosa, non puoi essere così testone. È più facile che riceva la visita dei sindacati che un aiuto per... Allora, dobbiamo capire in che mondo vogliamo vivere. Se il mondo in cui vogliamo vivere è quello che sta arrivando, io lo vedrò poco per questioni di età, ma ho paura che tutti quelli che restano non si troveranno proprio benissimo. Sì, sono nuvoloni all'orizzonte, come si suole dire, soprattutto per i ragazzi, per le nuove generazioni, ma non bisogna però così sconfortarsi e quindi c'è sempre modo di reagire, di andare avanti. Vediamo, anzi andiamo in pubblicità e poi torniamo dalla sindaca Paola Roma, proprio un minuto di pubblicità. (13:26) sempre in diretta con Focus TG. Abbiamo parlato di sanità anche in questa fascia perché l'assessore alla sanità Lanzarin ha riferito delle liste d'attesa, grossi arretrati di visite specialistiche e quant'altro. Mi diceva la sindaca di Ponte di Piave, presidente della conferenza dei comuni dell'USL,
dell'US2 che c'è un problema proprio nelle assistenti familiari che state cercando di risolvere. Sì, no? allora assieme alla Sindat Colf, che è l'associazione sindacale che rappresenta questo, e anche appunto alle associazioni dei familiari, che sono circa 200 familiari all'interno della nostra provincia di Treviso. Calcoliamo che sono 12.000 intanto i contratti di lavoro, la contrattualistica di famiglie che hanno questi assistenti familiari. Attualmente con l'adeguamento del contratto collettivo nazionale del lavoro questo va a incidere alle famiglie un costo maggiorato del 10%, parliamo quasi di uno stipendio in più alla fine dell'anno. Quindi assieme a una votazione unanime fatta dalla conferenza dei sindaci con il direttore generale Francesco Benazzi, abbiamo inviato appunto al Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro una richiesta di portare in deduzione, quindi in diminuzione dell'imponibile, questo costo proprio soprattutto sulle fasce dei non autosufficienti, che sono quelle che vanno a cubare anche di più in termini di costi poi di aggravamento all'interno delle famiglie. Questo per due motivi: uno, perché naturalmente anche con l'intervento della Regione finalmente abbiamo un albo regionale degli assistenti familiari, e naturalmente con i comuni abbiamo anche finanziato questi sportelli che aiutano le famiglie anche attraverso i nostri servizi sociali ad aggregare anche delle persone proprio idonee a questo, e dall'altra parte anche per evitare ovviamente quel lavoro nero che poi naturalmente verrebbe ad incidersi chiaramente in queste situazioni. Quindi abbiamo richiesto di avere un intervento soprattutto individuato sulle famiglie di persone non autosufficienti che chiaramente cercano di tenere in casa la persona anziana e che naturalmente soprattutto hanno situazioni anche di decadimento cognitivo collegato all'Alzheimer, quindi casi appunto di situazioni gravissime con i quali anche attraverso i nostri centri sollievo Alzheimer, che nella provincia sono molti e sono seguiti dai nostri volontari, danno un supporto importante alle famiglie anche per quelle 2 ore che le famiglie possano uscire ed avere chiaramente un supporto di volontari preparati con l'azienda sanitaria e con le associazioni a supporto. Anche perché Sindaca le rette, l'aveva accennato prima, cioè le rette delle case di cura hanno raggiunto dei livelli insostenibili per le famiglie, cioè per cui non lo puoi tenere in casa l'anziano perché non c'è la badante o perché costa troppo la badante, ma costa ancora di più ricoverarlo. Esatto. Quindi sì, sicuramente con i costi che sono lievitati sotto vari aspetti, l'energetico, ma anche il costo anche dovuto appunto alla biancheria e quant'altro, insomma è un costo generale, un aumento generale, chiaramente questo che permette di avere l'anziano in casa e chiaramente anche strutturato, perché naturalmente anche le persone in questo progetto che la Regione ha posto in essere già dall'anno scorso ha permesso appunto di avere un elenco anche di persone formate, perché dobbiamo anche pensare che il contatto deve essere importante, di persone che ovviamente fanno un corso di formazione e sulle quali ovviamente la famiglia mette in mano la persona anziana. Non dimentico il mondo del volontariato, perché quello dei centri sollievo Alzheimer per esempio è una risorsa che adesso la Regione ha implementato anche per la parte di Parkinson, fondamentale, perché vediamo anche noi che se non ci fossero questi volontari che danno una mano, tante famiglie davvero sono in grossissima difficoltà nella gestione. Quindi insomma va anche un grazie a tutte quelle associazioni che permettono questo, a tutti quei volontari che lo fanno, insomma. Bene, grazie molte. Grazie a Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, grazie sindaca. Grazie molte a Diego Canciani, imprenditore, Paola Roma della Lega, Diego Canciani per Fratelli d'Italia. Saluto e ringrazio anche Francesco Cerone e Simone Merlo che sono stati in regia questa mattina. Stasera ci ritroviamo con Focus alle 21:15, vi aspettiamo. Grazie, buona giornata.